Le tue parole erano giusto per ringraziare. Abbiamo fatto un po' tardi perché ero a messa e non ero in giro. E questa sera è un momento bello di festa in cui davvero vogliamo in un certo qual modo sorridere, ridere e divertirci. Grazie ad alcuni della nostra comunità che questa sera ci allietano con un momento bello, carino di distensione, perché ci vuole anche quello. Grazie, perché davvero è bello ritrovarsi insieme per ciò che ogni comunità riesce ad esprimere, e questa sera la nostra comunità esprime questo momento bello di teatro, grazie alle persone che poi voi già conoscete e che vedrete come attori. Quindi non dico più altro e davvero buon divertimento e buona serata. Buon Natale! Rivolgerà il saluto il presidente dell'Associazione Culturale degli Archi, il dottor Elio Gerardi. Buonasera a tutti e buone feste. Io volevo semplicemente fare qualche riflessione relativa alla rappresentazione di questa sera. Intanto sono molto felice perché noto che si è ripreso un discorso un po' sospeso, mi sembra, se non ricordo male, per 2 anni, quindi mi compiaccio per questo lavoro che è stato fatto. E il compiacimento, diciamo, è doppio, perché è stata coinvolta l'associazione, la neocostituita associazione, che ha proprio tra gli obiettivi quello di divulgare e promuovere la cultura in tutte le sue forme. E quale sede è migliore di questa per farlo? L'altra riflessione che volevo condividere con voi era il percorso che hanno fatto questo gruppo di amici per arrivare a questa performance di questa sera. Ho avuto, diciamo, il privilegio di assistere a un pezzetto delle prove generali. Ho visto che c'era una grande armonia, un grande feeling sia tra gli attori e sia tra tutto lo staff, tra tutti coloro che poi hanno contribuito a mettere in piedi tutta questa manifestazione. E mi sono domandato come sono arrivati a questo punto. E secondo me sono arrivati a questo punto attraverso 2 tappe, la tappa dell'aggregazione e quella dell'integrazione. Cioè c'è stato un gruppo di amici che ha deciso di impegnare parte del proprio tempo a preparare e a condividere un percorso che li ha portati a questa sera. Hanno provato per qualche mese, hanno imparato la parte, hanno imparato un copione, si sono sintonizzati per poter armonizzare il tutto. E però solo l'aggregazione non sarebbe stata sufficiente se non fosse poi stata coniugata con l'integrazione. Cioè hanno dovuto creare un clima, un feeling, un rapporto, un'atmosfera. E solo queste 2 cose neanche sarebbero bastate se non ci fosse stato poi intanto la caparbietà e la volontà di tutti gli attori a voler fare qualcosa per Rocca. Anche grazie, questa cosa è avvenuta anche grazie alla disponibilità del nostro parroco Don Alfonso, che ha messo a disposizione un locale così ben efficientato. E infine vorrei ricordare anche il nostro regista, che ha acceso la scintilla di tutto il motore, di tutto il meccanismo che si è avviato. Quindi, diciamo, integrazione e aggregazione sono le cose che secondo me è stato il miracolo che è avvenuto per la preparazione di questo evento. E l'associazione promuove e promuoverà sempre questi tipi di manifestazioni e di spettacoli che hanno ad oggetto dei messaggi di scambi di idee culturali, di contaminazione tra le persone. Grazie a tutti gli attori, auguro loro un forte in bocca al lupo e a voi di trascorrere una piacevole serata. Grazie. Buonasera, benvenuti, auguri a tutti, buonasera. Buonasera dalle mascotte del cast, la
stellina olimpica, la deliziosa Olimpia Salzarulo. Facciamo un applauso, Olimpia. E l'altro piccolo astro, splendente di simpatia, il nostro Fabrizio Maglio. Ma guardate che bei bambini, Allora facciamo un applauso al loro candore, alla loro innocenza. Forza, un applauso. E ricordiamoci, amici, guardando questi piccini, di ritrovare in noi quel fanciullino di pascoliana memoria. Ora raccomandatasi bambini, siamo buoni, perché noi dobbiamo andare avanti con la presentazione. Poi dopo dovete presentare il balletto, va bene? Dovevano presentare il balletto che ha preparato la maestra Teresa Cipriano. È uno spettacolo quello. E passiamo avanti alla nostra presentatrice Michela Anfossi, elegante ed avvenente. Michela, vuoi salutare il pubblico? Pochissime parole. Vieni, prego. Buonasera. Allora, Edoardo Scarpetta visse nel teatro. Dunque andiamo avanti con la presentazione. Logicamente buonasera e benvenuti anche dai ragazzi del mio cast che si sono tanto sacrificati, è vero, e anche sono venuti qua a tutte le ore, col vento, insomma col freddo, quindi abbiamo messo su questo bello spettacolino. Speriamo che va tutto bene, Michela. Noi abbiamo lavorato, quindi ci aspettiamo che va tutto alla perfezione, va bene? Dunque, una nuova rappresentazione, una nuova emozione per me, che pure tantissime commedie ho annunziato da questo palcoscenico, ma soprattutto una nuova emozione nel vedervi qui riuniti in amicizia, in armonia e anche in allegria. Saluto cordialmente il nostro caro parroco che ci ha messo a disposizione questo centro comunitario. Saluto il nostro sindaco Giuseppe Fiorillo. Saluto e ringrazio il presidente dottor Elio Gerardi, presidente della neocostituita Associazione Culturale degli Archi. Saluto il presidente della Proloco De Mifidis, anche se non è presente, io l'ho invitato, e naturalmente il presidente dei giovani del forum Valentino Santoli. Ringrazio e saluto i ragazzi del cast che hanno risposto alla mia chiamata, che si sono impegnati e sacrificati per donarci questa occasione di incontro gioioso e di riflessione. E tutti voi saluto, carissimi compaesani, e con l'umiltà di sempre io vi dico, nel rispetto dei ruoli, restiamo sempre uniti e delle nostre diversità facciamone una ricchezza, un punto di leale confronto e di finalità condivise per la crescita umana, sociale e culturale della nostra comunità. Agli amici dei paesi vicini io dico grazie per essere venuti, la vostra presenza ci onora e ci incoraggia. Bene, bene. E adesso, per dare un senso compiuto a questa serata, parleremo del teatro e del pensiero di Scarpetta, nonché della sua vita, dando altresì un riassunto della commedia che si rappresenterà questa sera. A questo ci penserà la nostra splendida Michela.
Vabbè, Michela, era dopo il tuo punto di Allora, cominciamo dal pensiero di Edoardo Scarpetta, va bene? Nel teatro di Scarpetta esistono delle costanti nelle quali ripetutamente il testo si articola. Prima di tutto il contrasto fra ideale e reale, fra quotidianità e sogno, tra quel che si desidera, che si vorrebbe, che sarebbe giusto avere, e quello che gli altri ti costringono a fare oppure ti tolgono. Questo contrasto è caratterizzato ripetutamente da un personaggio femminile, presente in tutte le commedie, che ama felicemente ed è altrettanto amato, ma viene contrastato quasi sempre dal genitore, spesso non solo dal genitore, nel senso che alla unione sognata se ne contrappone un'altra disposta e programmata con criteri pragmatici dai genitori, oppure oltre che dai genitori da altro pretendente naturalmente odiatissimo. Intorno a questa condizione repressiva la formula di Scarpetta costruisce un movimento di dialoghi e di situazioni che allargano il respiro della vicenda e per un verso esasperano il contrasto, per l'altro gettano le premesse della soluzione, la quale è sempre miracolistica, non nel senso che la manda il buon Dio, ma perché guizza improvvisa e irreale negli spazi sconfinati della fantasia. Improvvisa ed irreale, non però imprevedibile, poiché prevedibile diventa via via che il testo cresce e si configura. L'irreale, il fantasioso, l'inverosimile rappresentano un'altra costante che percorre il teatro scarpettiano. Ed è proprio questa costante che emblematizza la funzione e il fine del teatro. Fuori dalla scena il quotidiano è plumbeo, irremovibile, non si profila speranza alcuna che cambi. L'uomo però può scrollarsene per qualche attimo sognando. L'uomo può segnare il miracolo, può immaginarselo, ma chi lo fa vivere il miracolo è il teatro. Il teatro prima ti propone il quotidiano, poi ti riscatta col miracolo e fa vivere l'uno e l'altro. Questo è il teatro di Scarpetta, un teatro per sognare, che offre un momento di sosta, un'occasione, una tappa per recuperare energie e respiro e riprendere poi il cammino nella palude. Come tema egli propone la napoletanità, trasferisce sulla scena una persistente e ampia condizione del quotidiano, di quei personaggi che a suo parere esprimono la napoletanità come modo di essere storicamente incardinato ed irremovibile, e cioè giovani donne fuorviate oppure represse, mogli gelose e possessive che si propongono di ripagare l'infedeltà dei mariti con la infedeltà medesima, uomini giovanissimi e avanti negli anni, sposati e nonne, che ravvisano nella venturetta le ragioni del prestigio e della superiorità del sesso. Gente arricchita, carica di denaro, ma priva delle cose che contano. Servi spossati dalla fatica, spettri affamati, squallidi diseredati, ridotti ombre che portano il corpo con sé. Quest'ultimi costituiscono la materia d'impulso dal quale la vicenda in generale si divincola. Il racconto nasce con loro e va avanti con loro fino e oltre il miracolo. Ma tant'è, la condizione di costoro, da quella che essa è, si inserisce nel rapporto con la platea, ed allora il miracolo non si fa per gli affamati e i desideratati,
ma si fa per tutti, nessuno escluso, perché non c'è alcuno che non avverta la stretta e la delusione del quotidiano. L'invito del teatro è di negare la realtà del quotidiano, di rigettarla. L'invito è di ridere. Questo in sintesi il pensiero del teatro di Scarpetta. Brevi cenni adesso sulla sua vita e sulla commedia di questa sera. Griderà ora la splendida Michela. Sei pronta, Michela? Grazie per l'attenzione. Facciamo la cosa, Michela. Edoardo Scarpetta visse nel teatro e per il teatro. Egli scrisse per far ridere a ogni costo, aggirando la mente, saltando a pie pari le meditazioni del pensiero, asserendo che solo l'ilarità potesse offrire all'uomo l'occasione, la possibilità e il mezzo per difendersi dalla ripetitività del quotidiano e dai suoi meccanismi che demoliscono i sogni, le aspirazioni, la volontà stessa. Per Scarpetta, solo il teatro possiede gli strumenti per costruire un'oasi di evasione, arrivando a forzare imprevedibilmente il ruolo e i limiti della fantasia. Don Felice Sciosciamocca è l'inddimenticabile personaggio al quale Scarpetta diede vita e che rimarrà per sempre nella tradizione del teatro popolare napoletano. Nato a Napoli il 13 marzo 1853, Edoardo Scarpetta cominciò ad avvicinarsi al teatro all'età di 15 anni e si ritirò dalle scene solo nel 1909. Padre di Titina, Peppino e Edoardo De Filippo, che mai riconobbe, morì il 29 novembre 1925. La commedia Ebuscia o Verità, che tra poco verrà rappresentata, fu scritta da Scarpetta nel 1876. La scena, disegnata dall'artista Anthony Scarcella, rappresenta il salotto di Felice, che deve andare sposa ad Amalia, figlia di un ricco commerciante di un paese vicino a Napoli, il quale, sapendo che Felice dice facilmente bugie, lo minaccia di non dargli più la figlia sposa se lui continua in questo suo difetto. Intanto, a casa di Felice, con una scusa e cambiandosi il nome, con l'aiuto di Asdrubale si presenta Giulio, innamorato segreto di Amalia e figlio di Anselmo, che aiuta una giovane compagnia di dilettanti a mettere su uno spettacolo. In questa compagnia, come servo di scena, c'è Pulcinella, innamorato di Luciella, serva di Felice, che in assenza del padrone lo invita a salire per dichiarargli il suo amore. Da questo momento fino alla fine, Luciella, che deve ricevere una dote di 200 ducati se il suo padrone sposa Amalia, con l'aiuto di Pulcinella cerca di riparare più volte alle bugie che Felice involontariamente continua a dire. È particolarmente gradita l'occasione per porgere i migliori auguri ai neolaureati Angela Di Leo, Gaetano Cipriano e Davide Sicuranza, ai neoavvocati Nicola Villani e Loredana Laudisi, nonché al magistrato Floriana Lisena. A tutti buon divertimento. Sono ragazzi nostri, quindi hanno onorato questa nostra comunità e non è fuori posto questo, diciamo così, questa segnalazione che hai avuto nei riguardi dei nostri ragazzi. Va bene, andiamo pure avanti. Adesso, per entrare nel mondo della napoletanità, una splendida coreografia preparata dalla maestra Teresa Cipriano con le nostre piccole danzatrici, e a presentare queste piccole danzatrici saranno i nostri due gioiellini, Fabrizio e Olimpia. Forza! Cominciamo da Olimpia, vieni qua Olimpia. Dunque, vediamo un po' 6 ne presenta Olimpiuccia e 6 ne presenta Fabrizio. Siamo d'accordo, Fabrizio? Senti un po', ma che ti ha portato Babbo Natale? Mi ha portato il Krusty Krab.
E ancora? Di Rocca, il Babbo Natale di Rocca. Mi hanno portato Babbo Natale di Rocca. Vabbè, ma pensaci, me lo dici dopo, va bene? Facciamo un applauso. Vediamo che ci dice l'Olimpica Stellina. Mi ha portato Babbo Natale di Lioni. Mi ha portato... L'ho dimenticato. Vabbè, tanti belli soldi. Oh, senti, adesso dobbiamo andare avanti. Non litigate, mi raccomando, con Fabrizio, va bene? Allora, vogliamo vedere un po' chi parla di questi nostri ragazzini, di queste nostre signorinelle. Inizia Olimpia, ecco qua. Dunque, alla coreografia partecipano questi 12 bambini. Silvia Villani, Lina Di Leo, Alessandra Villani, Erika Fiorillo, Jessica Fiorillo, Vanessa Nigro. Benissimo. Questi mi stanno venendo al culto, veramente. Vieni qua, Fabrizio, vieni. Allora, vediamo un po' che ci dici tu, Iri Santoli, Lidia Cipriano, Yolanda Cozza, Lucia Lisena, Anna Forgione, Giovanna Moscillo. Benissimo! Bene, noi avremo concluso. Fiato alle trombe e andiamo avanti con la coreografia. Noi ci ritiriamo e andiamo di là in buon ordine, va bene? Salutiamo Fabrizio e la nostra Olimpia e andiamo pure via, dai, prego, ecco. Michele. Enzo, per piacere, se puoi tirare un po' l'asta. Buon divertimento! Parecchi anni. Ed ora
Io sono piccolo. Bravo a sdruppare. Però mi raccomando, non faccio scommiglia a San Bro. Se non sanno capire, io sono un fritto. Io per tanto non ci convinto mi sono fatto. Perché capite, un periodo stavo a servire dopo la babù. Poi ce l'ho fatto, le voglio bene. Però poi passano mai, capite, non me la sento. Non dubitare, perché anche se all'ultimo si scommogliano solo, io sapannaggio di femmina. E poi, no bello Rialuccio sta preparato per te. Ma tu, io vorrei proprio sapere, come mai siete venuti da sta casa, sottanato nome, e poi con tanta premura? Asdru, tu sei stato tanto tempo a servire in casa mia, e sono sicuro che di quello che ti dico non ne farai parola con nessuno. E che mi avete pigliato per una creatura? Hai da sapere che io faccio l'amore con una bella figliola, che oggi stesso vedrai venire da sta casa. Verrà insieme con lo padre, un ricco negoziante che non sa niente di st'amore, anzi viene da sta casa appositamente per dare la figlia in sposa allo padrone tuo Don Feliciello. È la figliola! E figurati come sta che la poverella. A ieri mi scrivette una lettera dicendomelo tutto e raccomandandomi che mi fosse trovato qua quando essa fosse arrivata. Io, non sapendo di che maniera fa per trasferirmi da sta casa, pensai di cangiarmi un nome e cognome e presentarmi come un negoziante in cerca dello padre, Don Bartolomeo, per combinare affari dei negozi. Ma lo padre della figliola, non la conosci? No, non mi ha mai visto, però conosce a papà e io perciò mi sono cagnato con nome e cognome. Bravo, vedete quando le sapete fare. Ma dimmi una cosa, sto Don Felice chi è? Come la pensa? Che carattere è? Che volete che vi dica? È un orso di carciofola. Non è buona a niente. È buona auto, casa, mamma, un sacco di bugie. Smamma certe vocole numero uno. Ma buon'anima mio padre lo voleva bene. Che lo poco che teneva a Isola rimasta. Ma per quanta castiga le potete dare, non potete arrivare a farle dell'ovizio di dice le bugie. Per le quali certe volte si è trovato in mezzo a certi guai. E che ci volete fare, don Giulio mio? Chi l'è novizio che a te? Penso che si voleva solo con la mo'. Vabbè, basta, mo. A me questo poco mi importa. Che dice bugie o dice la verità, fa lo stesso. Sento rumore. Sarà isso che vedi. Don Giulio, io me ne vado lì, però mi raccomando, ma vissima tra di voi stessi. Non te ne incaricare. Ah, chi sto dunque Don Felice? Che figura arriffabile! Chi è? Chi me vuoi? Voi mi avete mandato l'ambasciata per il sesso. Cosa è come? Che ti sapete pazienza, ti ho fatto aspettare un poco so vecchio. Se mi presenti in questo modo. Voi dunque siete la persona che desidera parlare. Sì. E quella bestia di domestico. Mi ha detto che eravate vecchio. Oh. Che gran bugiardo che è quella sdruppa. Vecchio. Ma dove sta questo vecchio? Io volevo dire, scusate, sapete, perdonate. Così mi fece voi l'altro giorno. Venne un amico mio strettissimo, che io stimo moltissimo. E quell'asino di servitore mi disse che io stavo in casa. Mi fece disporre. Parola mia d'onore. Io poi che sono un uomo alla buona, precisamente come la buonanima di papà. Non mi piacciono queste cose. Dire che non ci sono mentre io sono in casa. Per rispettare tanto una persona non è uso mio. Come non usava nemmeno a papà. Ed io ho preso tutto al suo naturale.
tutto perfettamente. E questa veste da camera, sapete perché era così là? No. Perché era di papà. Ed io dopo la sua morte non me ne sono incaricato di fare la strippa, né tantomeno di farmene un altro nuovo. Quello che porta papà devo portare pure io. Basta, lasciamo questo discorso. Sedetevi, prego. Dunque, posso sapere con chi onore di parlare? Ecco qua, vi dirò. Io mi chiamo Luigi Porretto e vengo appunto per... Ah, Luigi Porretto. Io conosco questo cognome. Ah, Sì, signore! Vostro fratello è tanto amico mio! mio fratello. Ma visto che dici? Ah, già capito. A Sdrubale mi ha detto che è solita di bucino. A secondato. Quindi conoscete mio fratello? Sì, signore, che vi pare? Sono stati amici intimi. Seguitate. E dunque, io, avendo saputo che oggi deve venire in questa casa il signor Don Bartolomeo Migliaccio, mi sono portato qui onde conoscerlo e proporgli un affare di negozio. Sì, signore! E non tarderà molto a venire. Ah, bene. Insieme alla sua figlia, mia promessa sposa. Ah, voi sposate la figlia? Sì, signore! Tutto è combinato. Questo fu un matrimonio che propose la buonanima di papà a suo Bartolomeo. Erano amici scorporatissimi. Ma 20 anni scorso si stava combinando il matrimonio. Papà fu colto da una malattia e 2 mesi lo trasportò nei più. E allora si disse il matrimonio si farà dopo il lutto. E così è stato. Però questa volta Don Bartolomeo, il mio prossimo suocero, pare che avesse l'intenzione di non combinarne niente più del matrimonio. Come? Già, perché mi fa delle cose che non mi dovrebbe fare. E io mi sono preso collera, parola mia d'onore. Ma che vi ha fatto? Come mai? Dovete sapere che io quando ero piccolo avevo un piccolo vizio di dire bugie. Ma un vizio che tengono tutti i ragazzi fino allo sviluppo. Adesso però regolarmente me lo sono levato e tutto e per tutto. Parola mia d'onore. Beh, indovinate che lettera dicevo ieri sera Don Bartolomeo? Per fortuna la tengo qui ieri. Vedete un po'. Carissimo Feliciello, domani 18 luglio senza meno saremo da te, io e Amalia, onde combinare definitivamente il tutto. Bada però che si trova ancora tanto bugiardo come lo sei sempre stato e che ora mi avevi assicurato di non esserlo più. Io non faccio più niente del matrimonio e me ne torno subito al paese. Bada e ricordati che te l'ho avvisato. Che sento? Che vi pare? Le lettere che si manda questa? Mi furiai talmente tanto ieri sera quando lessi la lettera. Gli diedi un pugno da Sdrubale quando me la portò. Talmente forte che gli fece uscire il sangue dal naso e gli fece una faccia come così. Poi però gli cercai scusa, poveretto. Che colpa ne aveva lui? Ma intanto in quel momento... Ma non ne ho vero, io mo l'ho già vista, stava buono. Io sto un caccavallo, chi sto smamma certe pongo. Che stai dicendo? No, dicevo che si regolò malamente a scrivervi questa lettera. È sicuro, malamentissimo. Ma io quando viene lo devo dire. Devo da dire a forza. Vedete che lettera? Vabbè, ma poi non serve prendersi tutta questa colla. Don Bartolomeo l'avrà detto per pazziare. Sentite a me, non ci badate troppo. Che dite così? Ma sì, io credo fermamente che... E mi consigliate di non dire niente quando arriva? lo padre mio, Sarria, che... Ah sì, mi persuade. E accetti il vostro parere. E poi, sempre padre, la innamorata mia è. Non posso far vedere che mi sono preso collera con lui. Don Luigi, permettete un momento. Quando mi vado a mettere la giamberga esco. Fatelo un po'. Io vi aspetto qua. Ah, cielo mio, ti ringrazio. Tutto va per lo verso mio. Se veramente Don Bartolomeo l'ha scritto quella lettera, io mi posso chiamare più che fortunato.
Quello di Nannina ha smammato un uovo di pallone. Sapete chi sta salendo coppa qua? Chi è? Ma papà posto, Don Lanzini! Ma tu che dici? Io non mi voglio far vedere. Ma sì, no, è tutto scommigliato. E come? Se che lo vede qua? Tu, ma Nannillo presto, io mi nascondo carretto. Ma quando mai Don Anselmo è venuto qua? Uè, assume! Tutto mi poteva venire, ma fuori è questo. Ma che fai? Come che faccio cattivo? E non lo sapevo. Che la faceva tu pure, è un servitore. Ma voi piuttosto, come mai che siete venuti da questa parte? Come va? Per causa di chi l'assassina i figli, moi, che invece si filma l'affare mio, rindo un magazzino, se ne va facendo una muratirla. E qua, Cangoppa fa amore. Cangoppa? Ma voi che decide? Questo non può essere. Cangoppa tu sì. Io e lo padrone mio Don Felice. Chi sta dunque? O con me, o con Don Felice fa amore. Astru, non pazziamo. Vai da sapere che in questi giorni deve venire in questa casa, ma non saccio quando, l'annamorata sua e suo padre, Don Bartolomeo, che è amico mio. E i figli, sapendo questo, se non è venuto, il ca da venire, e io innanzi a tutti quanti, la già da non scuola, capito? Ci ha messo in capo, per causa sua, stamattina non ha potuto in coppa. Sto concertando a certi giovanotte, non tramo. E quindi mi trovo a cavallo pensato. Dimani sera te ne viene da fare la prima rappresentazione. E adesso io non so più che combinare. Hanno pure mandato a pigliarsi i vestiti loro per o servitori loro pure i cinesi. E intanto io non mangio potuto muovere la sto fedente magazzina, capito? Madonna Anzi, io vi posso assicurare che cavo, figlio vostro, non c'è venuto. Ma se non è venuto, chi l'ha da venire? E se tu me lo fai incucciare, io ti regalo 20 franchi. Ma non vi preoccupate per questo, ma vogliate vendere? Tu stai a poter capire. Siccome vieni a chiamare. Briccone, ma se non goccio! Grazie mille, Astro. Ma come Cangare è venuto qua in coppa io non lo so. Ma chi ce l'ha detto che io vengo qua? Non voglia mai uscire, trasiva Don Felice giusto a tempo. Pure è buono è stato che mi sono cagnato lo nome e lo cognome. Anzi, perché avete fatto pure? Io mi ha promesso pure 20 franchi. E io te ne do 40 se non può far conciare. Vabbè, non vi preoccupate. Questo promette sempre, non caccia mai un soldo dalla sacca. Lasciamo che Guarda, aspettare un po', non è vero, niente da fare. Pochissimo. Tu uscimo dietro. Eccomi a servire. Luigi, io devo andare a fare diverse spese di negozio, mi accompagnate? Volentieri, con tutto il piacere. Luciella! 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 Luigi, questa è la mia camerina. Che me ne fai? La trovo simpatica. Luciella, fatti avanti. Questo signore dice che sei simpatica. Buona vostra, signor. È graziosa, veramente. Sono occhi vostri. E così rispondi sempre. Sono occhi vostri. Signore, così è. Oh, ti ricordo. Non ti mettere vergogna. Se sa come si mette vergogna, non la dà una faccia che potete scognapiglia. Vabbè, ma non fa niente, lasciatela stare. Fai a Luciella, la voglio bene come una sorella. Papà morendo me la raccomandò. Anzi, papà le promise 200 ducati quando io pigliavo moglie. Poi morì. Non potevi sposare più. Ella non ebbe più 200 ducati. Ma con tutto ciò, adesso che prendo moglie, le avrai immancabilmente. Io ve ne ringrazio tanto.
Basta che non vi facete scappare nessuna bugia, perché secondo la lettera che aveste dal padre della sposa, che mi faceste per leggere ieri sera, una che ne dicite, il matrimonio vostro se ne va in fumo, e questo pure di 200 ducati medi. Ma non ci pensavo perché una bugia non esce niente dalla mia bocca. Dunque, Don Luigi, vogliamo andare? Torneremo subito. Sono con voi. Lucella, mi raccomando, se per caso venisse la sposa col padre prima di noi, tu li farai aspettare, li farai ristorare, se si vogliono cambiare. Insomma, tutto quello che voglio. Mi raccomando a te però, non stai di cattivo umore, perché tanto bugie io non ne dirò. Don Luigi, voi, se volete fare penitenza con me questa mattina, siete il padrone. Grazie, volentieri. Io ho un cuoco che cucina ben assai. A proposito di bugie, una smammata una più grossa di isso. Quanto sta sto cuoco? Ma sto Don Felice è proprio un affare serio. Ecco, tanta vongolo che può smammare. Ma è un affare che non ce lo so proprio perdonare. Intanto io mo che mi chiedeva da avere 200 ducati perché esso censurava tutto insieme allo padre della sposa, se viene in capo di scrivere che la lettera. Ma come? Fammi capire. Una bugia che dice e lo padre non le dà più la figlia. Già. E allora mettete l'anima in pace e non ci pensa più ai 200 ducati. Ma te pare a te che chi non dice una bugia, chi in un momento mi scarica una carretta. E questo è quello che mi ha rovinato. Ma quanto è aggraziato, ma quanto è buona, più giù la guarda e più me la pago di capo. Ma tu qua ruina, mai dice, non è Lucia. Forse si perde i 200 ducati. Se sta una persona che te ne darria pure 1000 se tu volisse. E io che cosa, Stru? Se tu che saggio, se tu volisse. Ma come sto scongiglio non se ne va più. Ma che cosa? Io mo che da già dice, sei tu che hai visto da sapere. Le mamme, come vedete che si ha posto un capo. Che vedo, lo giovane che vedete la prima volta, va alla casa della commarella mia e che mi è tanto simpatico, sta vicino a un pasticcere di rimbetto. E che fa là? Ma ha visto? Buongiorno, state buono? Volete salire? Uno padrone non ci sta, ma le dico che sì. Salite! Come corre? Appena ce l'ha giudito. Voglio proprio vedere mettermi a fare l'amore. Tanto simpatico. Ma, ecco che mi dice, a così mi regolo. Stavolta però mi sono deciso, non ci ho fatto scrivere la lettera, è buono il momento di lascio. Voglio vedere se si ricordano nome mio. Donna Lucia, io sto qua! Favorite. Assettatevi. Ma avete da perdonare come mi trovate? Io sto aspettando. No, niente. Voi anche a metto la siete rispettati. Grazie. A proposito, che testa mappata che avete portata? Ma vi dirò,
I figli dello padrone mio, insieme a certi amici loro, domani fanno una recita a Ngoppalo Vomero. Ah, così hanno mandato a me dove sta lista a prendere certi abiti. Io mi diletto. Ah, sono vestiti da recitante. Sì, signore. E mo da capita, dai niente meno un pappo vomero. Già. Oh, mamma mia, e come vi fidate? E che già fa? Piano piano ci arriva. A proposito, da quando tempo non vedete la comarella mia? Dai, quello che ci trovai a voi. E poi non ci siete stato più. Mai più. Perché? Si sapere la verità, io non ci sono giù perché la commarella si pensava che io la fa l'amore con essa. Veramente? Parola mia. Ah, poi a me la commarella a me era antipatica assai. Ah, e allora perché lei va a trovare? Ma io non ci va a trovare essa. E a chi le va a trovare? Un'altra persona. E aspettarmici. Aspettarmici. Come non prendo di darci la vita. Scusate, e non sapevi i fatti vostri, ma che facevi quando lo pasticcero di rimbetto? Ah sì, con Giovanni alla pasticceria, è amico mio. E ogni tanto mi dà certi numeri per farmi rigiocare. Ah, voi giocate pure! Sì, ma ogni tanto, raro raro, faccio qualche suono. Per esempio, guarda, ma io come se io fosse un uomo ricco, ma ricca sa, la teneva giù di 1 milione di euro. E pare che tutte le femmine venivano trovate. Chi mi diceva io muoro per te, chi mi diceva io ho provato pazzo per te. Insomma, tutte quante volevano essere sposate. Tutto insieme. Pare che io avesse perso tutte cose ed era rimasto senza manco un centesimo. Tutte queste femmine venivano fuori, tutte mi avevano lasciato. Solamente una mi diceva, io ti voglio bene, io sono sempre la stessa intenzione, e la barra già sa. Lasciamo qua, lasciamo lì. Ma società! Che peccato! In che brutto momento che siete scelti! Quando è brutto quando uno si sta facendo un bello suono e tutto insieme si sceta. Io per esempio, stanotte ho fatto un magnifico sonno. Sentite, pare come io fossi stata in una magnifica camera, tanto bella acconciata, con divane, seggi indurate. E in coppa una bella poltrona, pare che ci stava assettata io. La porta di rispetto a me si è aperta. Un giovane tanta graziale, traseva e mi guardava vicino. Io allora non ce la e che vuoi da caso? A chi mi trovano? Una faccia che faceva capire mille cose. Ma a te va a trovare, non Giulino. E pare se fossi messo scorno di parlare. Allora io l'ho detto, parla, dilli che mi vuoi bene, non ti mettere scorno, vedi che io a te sto aspettando e io sto qua alle spine per sentirti parlare. Parla la moda! Dilli che tu pure vai pazzo per me, come io vado pazzo per te! E allora pare che essa ha detto sì, ne! Sacci che io non posso stare un momento senza vederti! E io gli diceva, sciascione mio! Che brutto è questa scena? Ci pensavo. La faccia scappate. Essa vai. Dunque, che numeri cacciatisse per da sti sogni? Io dicevo io 69 ricchezza monte e 17 si deve 9. Ah, e che mi è caduto? Ah, questa è una lettera. Ah, è vostra? No, credo che sarà vostra. Ma non è la mia. Ma che
tu. Che mattione! Ma è pure aperta! E quando è aperta, leggibile. E leggetela voi. Sì. Io non so leggere. Oh, ma ci ho fatto questo, mo. E io manco so leggere. Appena struppare da questa parte, mo me la faccio leggere da isso. Donna Slu, scusate, dite questa lettera a chiesto che non sape leggere. Non ne parliamo adesso. Ma visto chi è? Ah, fratemi Vicenzo che è venuto da fuori. Io sono Sericino. Dunque, leggete. Donna Luciella di questo cuore. Io sono Sericino. Ma che pazienza che c'avevo, vi? Dal giorno che rividi sopra la casa della pommarella vostra, io non aggio più pace né arricetto. Io non posso stare senza vedervi. Voi siete per me la sola femmina che può farmi felice. Sì, è vero, tu sei quella che mi ha bruciato la corna parte a parte. Tu sei buona di andare al mare mamma. Piacere che hai parlato finalmente. E che cangaro. Come ancora non l'avete capito dalle parole mie? Che io spande come te, aggraziato, zucchero di Lucia alla Allarma delle mamme vostre! Perché avete frate storie che sono così? E io che ci ho fatto sta figura! Va buono, non me ne incaricate! Mo che viene lo padrone le dico tutte cose! Ma voi chi siete? Lo fratello di Don Bus? Non mi pigliate confidenza! Ma questo chi è? È uno che si chiama Policinella Cetulo. Prima era amico e mo' mi è innamorato. Come? E tu ti vuoi innamorare di sto turzo di cavoli giù? Ma di chi parla? Mi parlano Marcoffolo dalla luna. Marcoffio dentro la luna a me? Sangue di un cavallo scapuliato! Mo che viene lo padrone vi voglio acconciare, tutte e due vi voglio acconciare! Ma dove è la voce? Dunque, che vogliamo fare? Quello che vuoi tu. E quando dico io, tu si serva, io sono servitore, praticando e mangiando. Sì, ma ci vuole una somma di denaro per sposarci, per poterci equipaggiare di tutto. 16 buone, e te la troviamo sta somma di denaro. E io avrei da avere 200 ducati dallo padrone mio. Però, mannaggia la sorta mia, mamma. Ma perché ti dispiace? Mi dispero sicuro. Tuo padrone mi ha promesso di darmene quando esso censurava. Ah, allora mi aspetta qua censura isso. Questo sarà niente, perché oggi appunto arriva la sposa con lo padre. Allegramente allora. Niente affatto. Hai da sapere, lo padrone mio tiene un bruttissimo vizio. Ma piglia... Papà. Questo cielo, è un vizio. Te lo giuro. Oh signore, tutt'altro che questo. Ah, che vizio te? È un buciardo di primo ordine. È capace che in un minuto scaricano un cofano di bugie. E a lui che ce ne importa di me? No, anzi, ce ne importa e come. Perché niente meno, lo padre della sposa l'ha scritto una lettera dicendole che esso veniva oggi con la figlia per combinare un matrimonio. Ma però se lo trovava ancora bugiardo come a prima. Si diceva una sola bugia, se ne tornava subito al paese e non ne faceva niente più il matrimonio. E
capito, mo? Mo sì che ho capito. Lo padrone tuo, tiene novizio che ti serve bugie. È capace che se ne fa scappare una quando sta lo padre e la sposa annanzi. Chi lo sa in voi? Non si fa più niente lo matrimonio. Loro lo sposano e non sposiamo manco noi. Ma voi vi dite che combinazione curiosa. Ma come? Non ci stanno mezzo per non fare più bugie a sto cancano le padrone tutte. Che mezzo, che mezzo! Il novizio che non se lo leva, è inutile! Aspetta, se potrei combinare per esempio, che quando Don Felicello sta per dire la bugia, io mi metto in mezzo sì, mi metto in mezzo. Come serva non mi conviene, non è cosa. Pensiamo a qualche cosa. Che pensiamo? Ah, giù pensato. E che pensato? L'unico mezzo è questo. Ci mettiamo da carriera e bocca lo padrone tuo. Io non ho parlato, e non puoi uscire. Bene, va, non di bestialità. Sento rumore. Favorite da questa parte. Bene gente. Appunto la sposa con lo padre che sono arrivati. Non te posso dire niente di più. Vatti metti dentro a quella camera. Chiuditi da tinto e non nasci se non quando te lo dico io. Ma nella camera di chi? È la mia, è la mia. Io vado, Lucia, vieni presto. Dammi un po', lascia asciugare. Picca, stanno vedendo. Fa diverse spese lì, tu lo venite tornare, è asciutto insieme con un giovinotto. Questo è certamente Giulio mio. Ma signor, non ve ne incaricate, lo padrone mi ha promesso detto che se vuoi arrivare prima disso, avesse servuto io in tutto quello che aveva bisogno, come è dovere mio. Sì, bella figlio, prima di tutto, fammi salire i bagagli che stanno a basso allo palazzo. Oh, e questo ve servo io. Aveva ragione Don Giulio, la figlia di Cristo è buona sta. Aspettatemi. Datemi lo scialle. Volete che vi vada a fare una tazzolella di caffè? Che ne dici, ama? Te la pigli un poco di caffè? Ma che saccio! Regolatevi pure! Oh, ama, fermisci da questo malumore! Per carità, e bomba è proprio seccato! Pare che da giudizio che non te voglio vedere così! Ma che volete da me? Voi volete che mi metta a fare a ballare? Mi metta a ridere, a pazziare? No, non dico questo, ma nemmeno con me stai tu! Mi pare con malissa io alla forca! Nemmeno poco peggio! Signor, scusate se mi mesco in mezzo a sti fatti, ma che volete da quella povera figliola? Si sa che lei è prossima a essere mogliera. Chissà che pensa che sa da sbattere da voi, perciò sta di malumore. No, non è propriamente questo, bella figliola mia. Devi sapere che a lei non le sono tanto buono sto matrimonio. Non si vuole dire a sposare Feliciello. E che dice che non le piace. Ma visto ho fatto che essa a Feliciello sa da pigliare. Un padre non può volere il male della propria figlia. A me Feliciello mi persuade. Sta buono le fortune e si è levato il vizio di dire le bugie e io... No, pensando signore, non avete paura, se l'ha levato in tutto e per tutto. Non dice una bugia, manco si lo scanna, non credete. No, io ti credo. E poi perché adesso tutto insieme ti viene in capo di dite no? L'anno passato tu lo volevi sposare
E mo me fai la smorpiù. Ma perché? Perché, domando io? Signor, non le dicite niente più. Non le vedete che la non risponde. Non vedete che la faccia dice ma quando viene? Questo è certo. Avete da giù, una issa. Piuttosto, voi, non vi scordate della promessa che mi avete fatta? La promessa? Come? Ma sei felice dice una bugia? Sì, non te lo faccio sposare, non dubitare per questo. Sta a me! Se avete il piacere io di portare i bagagli! No signore, chi si pesano? Ma non è niente! Ah, ma voce soia! Sì, signore, isso è. Ah, beh, io sta qui, isso. Finalmente. Oh, lo vedi che o no, come se mi sta in allegria. E che saccio, io non la capisco a questo. Si sapesse, ma... Eccomi qua a me! E che hai fatto? Sei aiutato tu di bauli? Signore, che dentro sti bauli, questa roba vostra è della mia cara Maria. Io per questo ho voluto provare un dolce peso. E intanto, datemi un bacio, un abbraccio. Cos'è la mia cara? Cara, come sta? Stai buono? Oh Luigi, favorite? Ecco qua Don Bartolomeo. Giulio mio. Signore, la signorina. Papà, vi presento il signor Don Luigi Corretto, il quale vorrebbe parlare con voi di un affare di negozio. Ma non adesso, perché adesso è impossibile. Adesso dobbiamo pensare tutt'altro che questo. E intanto stamattina mangerà con noi. Non è vero? Come volete? Ma stiamo lì. Sediamoci. Luciella, le sedie. Dunque, pare che adesso non ci sarà affatto ostacolo a sto matrimonio, come l'anno passato. Allora si dovette sospendere perché succedette che la sorte di disgrazia. Ma mo credo, anzi spero che non accadesse niente. Oh, e questo spero pure io. E io chiudo tutti. Figurate, quest'anno mi è passato un secolo. Pareva che non fosse venuto mai. Cielo mio, non le fate bugie. Cielo mio, falle dire a bugia. Se volete sapere la verità, io non mi fidavo più di stare senza moglie. Io non so come mai ci ho sofferto fino a mo'. Hanno avuto voglia di dire amici miei, non te giurà, perché se no tu perderai la libertà, tu diventerai infelice. Papà, stamattina si non dice bugie. Fino a mo' non ne ha detto a noi. Niente, mi voglio ammogliare. E poi, perché mi dicete che chi censura se passano guai? Perché mi dite che il matrimonio è l'ultima disgrazia che può passare un uomo? Ma perché dico io? E c'è più bella cosa del matrimonio. C'è maggior felicità di due giovani che si vogliono bene l'uno con l'altro. Che si guardano un mocco speruto. C'è maggior felicità di tirarti a casa e trovare moglie che ti aspetta. E ti fa trovare la camisa fresca per te cagnare. E tutto quello che c'è pronto e apparecchiato. E tu così farai. Non è vero, Manuccia mia? Te pare, vedrai come te vorrà bene. Ma Manuccia mia, dal canto mio non mi darà nemmeno l'ombra di dispiacere. Tutto quello che vuoi avrai. Quello che ti piace da mangiare, ti faccio mangiare. Tutto. Per esempio, a me mi piacciono le braciole, buttonate dei passi, pignoli, petrosine, eccetera. E a te ti piace, non ti piace? Le spughe, mi piace! Sì, benone! Nemmeno se l'avessi saputo, ti faccio tutto per accontentare. Stamattina appunto mangiamo braciole. Sì,
braciole! Ah, hai fatto male un braciole! Mamma, questa è una bugia. Io che ne sai? Uè, manco se avesse saputo che Amalia ti piaceva. Ma vi pare, non ce ne faceva trovare. Se lo sapevo l'anno scorso che ci piacevano. Poi ieri sera mi chiamai lo cuoco. E io ultimai il braciolo questa mattina. Sì. È scappata la prima, è grossa avuta. Ah, tieni pure lo cuoco. È bugia, papà. Lo cuoco, visto, non ha tenuto mai. Ma sicuro? Tengo un cuoco che posso andare superbo. Ha servito nelle prime case nobili. Per soprannome lo chiamano Murzu Pasta Bignè. Vi dico che mi fa certi piatti. Magnifici proprio. L'altro ieri mi fece un certo tizio che poteva innanzi non re. Che bella cosa. Io ne do 30 ducati al mese e tutta a tavola. Che bravo. Che bravo uomo. Che bugia questo. Felicino, lo sapevi la verità? Io sto fatto dello culo, ma non lo credo. Come? Pulcinella sta di. I vestiti stanno là. Mo vedi muto impatta la faccenda. Non lo credete? No, non vi crediamo. Zitta tu! Felicino, alle cose! Tu ieri sera ricevesti una lettera mia. Signore. Dinda che la lettera, che dicevi? Che oggi sareste arrivato insieme ad Amalia. E a Priest che dicevi? E niente più. Ah no. Diceva che se io seguitavo ad essere bugiardo, voi non avreste fatto più niente del matrimonio. Ma è bene. Ebbene, io mi credevo che ti trovava cambiato. Tu invece sei sempre quel bugiardo di prima. Tu non fai per figlie, ma scusate, ma quale bugia ho detto io? Hai detto che tieni lo culo. E io saggio che mai l'hai tenuto. Mannaggia sta bocca, mannaggia! Bugiardo, bugiardo! Don Bartolomeo, io... Non c'è io che tengo. Io te l'avevo avvisato. Uomo avvisato, mezzo salvato. Ma quando mai hai tenuto lo culo tu? Bugiardo, visto? Non ne voglio fare niente più del matrimonio. Ma perché? Ma ti mi dici che è una bugia? Io non sono un bugiardo. Beh, io lo sa che faccio. Ma come proprio tinta la cucina. E se non trovo lo cuoco, parola mia d'onore, mi porta a figlia e me ne torno da lo paese. Ma un momento, ma tu il di? Tinta la cucina, no, ma... Puli da me! C'è bisogno che avete pulito la cucina, non volete sporcare. Ah, forse tenevo appetito, per la sollecità. Ma non c'è bisogno, tutto è pronto. La tavola è bella apparecchiata, i maccaroni si stanno scuoendo e le braciole sono pronte. Vediate il tavolo. John, ma così? Morzu pasta bignè. Insomma, Felicina l'ha detto la verità. Io mi credeva che aveva detto bugie dicendo che teneva lo culo. Ma niente affatto, quando mai Don Felice ha detto bugie? Vero? Dicete bugie lui? Io no, ma... Ma che? Niente meno lo signore, se vedeva che non teneva lo culo. Ma quando mai Don Felice ha detto bugie? Ma intanto dove perdite gli altri? Gli altri a tavola, che le braciole sono pronte. Sta giornata va liccherete proprio a te. Ieri sera lo padrone ordinai che avesse fatto le braciole e io appena fatto un giorno me le sono messo a fare. Andiate a tavola. Perdonami se t'ha giudizio che le parole. Che vuoi? Persuaso che tu dicevi sempre bugie. Ah, ma io
te l'avevo detto che Filicello non mi faceva piglia gol. Vedo che ha avuto torto di farti che l'ha sparato. Mamma mia, io sto come l'asino in mezzo ai suoni. I maccheroni stanno a tavola. Il tuo pranzo era dove su. Tutto vicino. Andiamo a mangiare, non ne sia niente più. Vieni, Filicello. Oh, veramente te voglio più bene di prima. Signor Don Giulio, date il braccio a mia figlia. Subito, mi fondo bene. Giulio, che sto fare? Vieni, Filicia, vieni. Sto fatto mi ha fatto smuovere giù l'appetito. Chi spieghi? Ma come chi è? È lo cuoco vostro, voi l'avete detto. Venite a mangiare. Chi cavolo sei tu? Da dove sei venuto? Chi ti ha mandato? Parla malora! Ma che volete sapere? Tu, chi sei? Io sono Borgiù Passabiglietto. Voi l'avete detto? Certamente, non è una vicina. Come? Io... Voi siete lo padrone mio. Voi mi date 30 ducati al mese e io vi servo. Ma senti, ma... Oh, non posso parlare, tengo le bracciole in coppa nel fuoco. Non posso, le bracciole dovranno lasciare. È inutile, non te lassi. Dopo che da succede lo fini pure. Io già da sapere come ma tutto insieme hai tenuto il coraggio di cagnarti di sta maniera. Mi sono cagnata. Ne faccia, non credo. Perché poco innanzi mi sono guardata allo specchio, sono stata qua la prima. Ah, è una vesta? E beh, me l'ha già avuta la cagna per forza, mi pare. Venimmo forestieri a tavola oggi. Non era decenza di presentarmi con la vesta che porto ogni giorno. Sì, mi fai la spiritosa. Muoti di pesci che si bruciano. Ma non mi fai persuaso. È troppo quello che hai visto con suoi. È indiso con sterrito. Per avere il minimo dubbio sulla tua depravata condotta. Infama, traditrice, spergiura. Ecco, lasci non come a me, che ti poteva dare una magnifica posizione per un disperatone qualunque che non sa manchire ed è venuto. Mi lasci? Mi abbandoni? Dopo tutto quello che ho fatto per te? Se è lecito, che avete fatto? Come? E me la dimandi tu? Non sono stato io che ti ho fatto venire in questa casa. E non sono stato sempre io che ti ho difeso. E non sei stata tu che fino alla ladrieri ma svagando tu lo forzillo facendoti accattare veste, vesticciole, buccature, buccaturelle eccetera eccetera. E quando mi credeva di tenerti là dinta una mano, quando stava là per fare la mia dichiarazione amorosa mi fai trovare in casa quello turso de Cauliciò che non sa manco io dove sta. E poi, sotto agli occhi miei, mi fai anche interprete delle tue Jacovelle amorose.
Facennami leggere che la canghera di lettera che è stato il suggello della tua depravata condotta. A me, una cosa di che sta fa? Mi fai smicciare quella sorta di candela. A me, a nonno che si sarebbe iettato pure a mare per farti felice. A me, fai questa sorta d'azione. Ma va, che sei una ciandella. Va, che non meriti nemmeno uno sguardo da un uomo integgiarrivo quale sono io. Puh! Come? Vuoi tenere qualche intenzione per me? Volevo farti mia a qualunque cosa. E perché tu mi facevi andare a Lucci? Capisci? Nell'idea di renderti propizio ai miei amorosi desideri. Veramente? Vedete, certe volte succedono cose che uno non se ne può mai immaginare. Ma come? Non te ne eri mai adorato? Affatto. Ma come volevi che avesse potuto pensare una cosa di questa, ne astruto? Una volta che io avevo a che fare con un uomo che mi può essere 10 volte padre. Una volta che l'uomo che teneva sta intenzione era uno scunciglio, brutto, vecchio, con un lampione, stupido. C'è l'altro malanno in corpo alle spalle che ti fanno riprendere solo a pensare. Ma già di pazienza ne astru, ma chi sarà un annevino che manco barba nera con tutto lo studio suo l'avaria fatta. Come volevi che l'avessi fatto io, che non sai manco scrivere il nome mio. Dunque, non ci avevi mai pensato? E mo che lo sa? Mo che lo saccio, ti dico, che poca fuori, che maretto. E che lo scorfano è stato sempre un pescichino di spine, e a non zanganna. E prima di infelicitarmi la vita mia con Tico, mi arricchita a mare, che sarebbe meglio. Lucia, ma pare che questa non si chiama Dio, me lasci solo nella cucina e ti metti a parlare con un tango brasiliano. Signor uomo dei miei stivali, ma date come parlate. Forse voi mi credete che io sono uno picchipacchio, ma io non sono un uomo che soffre gli insulti da uno quale siete voi. Io per vostra norma e regola non mi faccio passare la mosca per sotto il naso, avete capito? Mo la vedi proprio ritta la sciusciarina. Show! Allora ne sono passate 3 mosche. Allarma di mamma! Se hai avuto l'ardire di tirarmelo tu, a me, mo t'accoggio io, grandissima carogna, sei, capito? Ma che uno mi chiama? E vabbè, non me ne incaricate, mi voglio acconciare io, non me ne incaricate. A me, un po' di bacco. Battirmi più presto dentro la cucina. Fa tutto quello che t'ha giudizio, se veramente mi vuoi bene. Non volerti bene, non c'è da mettere più dubbio. Ma se quello è mordere qualche pietanza. E io non la saggio fare, e mi sconguassa tutta la cucina. Come si scema davvero? Non c'è varia da essere io per succedere tutto questo. Dimmi una cosa, lo pranzo di stamattina l'hai portato tu? No. Le bracciole che sono piaciute tanto alla sposa, chi l'ha portato? Lo trattore. Lo stesso trattore, se qui torna a portare un magnà, sia tanto che fai tu la parte dello cuoco. E tutti questi denari portiamo allo pranzo, chi li fa? Padrone. E dimmi una cosa, hai piacere veramente di essermi marito quanto più presto possibile? Ma te pare, io firmariamo proprio i capitoli matrimoniali. E beh, vai ad promettere di fare tutto quello che ti dico io. Se no non succede lo matrimonio dello padrone.
non aggiuri 200 ducati e non sposiamo manco noi. E mo vattene più presto dentro la cucina. Non ti muovere se non quando te lo dico io. Va buono, non mi muovo se te lo dici tu. E quando vai? Ma mo, si prima non me l'hai un buon viaggio. Buon viaggio, che dai in America? Ma buono che non c'è la medica. Ma da qua dentro la cucina, sempre viaggio. E se è lecito, che saria sto buon viaggio? No, bravo. Non so coppa sta manella che è così ciangio. No, che sto mo non può essere, non sta bene. Non sta bene. Anzi, sta benissimo. Questo è un intingolo che non se ne può fare a meno. Addio nella mia grazia. Devi uscire un po'. Ma me è simpatico, lo voglio bene e me lo sposaria con tutto lo cuore se non ce l'ho mai aiuta. Caro Filigirlo, faccia pazienza, ma frate lui, non c'era bisogno di spendere una moneta. Te pare, mo? C'era bisogno di spendere tanta moneta per fare una tavola così eclatante. Non ci mancava niente. Veramente che lo cuoco vostro cucina bene assai. E questo è niente a confronto di quello che sape fare. Ma sicuro che a sto cuoco ci piato mo e non vedo portento. Io tenevo lo cuoco e ne sapeva niente. E io mi credevo che era una bugia che avevi detto. Che buci, persuaso che tu dicevi sempre bugie. Ho creduto che l'affare dello cuoco non ero vero. E il resto, non che hagio conosciuto che hagio pigliato lo sbaglio. Ti cerco scusa per le parole che ti hagio detto. E spero che non sarai in collera con me. Come pare? Mi date essere parente. Qualunque cosa mi diciate, non posso averlo a male, perché capisco che lo facete per lo bene mio. Papà, pani e patate si a tavola dentro un cadra bucita. A tavola no, perché non ha detto manco una parola. Non ha mangiato, parlerà e vede quando ne scarica. Maledetto vincere le bugie, non me l'ho mai potuto levare. A tavola, e non è smamma che alcuna delle me, ne sono stato sempre, ti manca una parola. Poi vediamo se potremmo combinare questo matrimonio. Il caffè del cuoco com'era? Squisito! Dicono quello che vuoi, ma lo caffè di casa è tutta un'altra cosa. L'altro giorno capitai per combinazione sopra il corso. Aspettavo un amico, mi costretto a bere una tazza di caffè. Dentro un caffettuccio che sta là con voi. Figuratevi, una vera porcaria. A causa di quello caffè mi successe un fatto davvero straordinario. Ora scarica anche una grossa. Dite. Sì, quando c'è che ti succede? Sarei curiosa di sapere. Cielo mio, mantienela la lenga, se no addio le 200 ducati. Mi successe un affare stravagante, nuovo, che non potete nemmeno immaginare. Io stavo, come vi ho detto, dentro al caffè, aspettando un amico mio. Beh, se non va a vedere che stavo là con coppa senza mi pigliare niente, ordina una piccola tazza. Amici miei, non l'avesse mai fatto! E venette talmente mutamento di stomaco, e non dopo poco morivo. E vicino a me, mi stava assettando una signora, la quale, vedendo che un colore mi venuto mi veniva, cacciai la boccettina d'odore dentro la sala. Ma l'avete adorata, un po' come mettete in frutta. Insomma, usò quelle cure che mi servivano in quel deplorabile stato. Non l'avesse mai fatto! No, era il nuovo marito, che padrone venne con ragione da me perché stavo vicino alla moglie. E io volevo giustificarsi. Ma io non mi dettero tempo. E mi arrancaino qua. Per buona fortuna che non mi vogliete.
voi. E io, vedendo questo, niente in culo. L'afferrai, lo menai per terra. E che ne faciste? Mi sta scappellando a bugie. Niente, non facete niente. Non avere una compromissione. L'amico che aspettavate, vedete? Niente affatto. Mi avete sta schiaffato là con dito. Fino alle mezza giornata. Ma perché? Perché dopo venite che la sorte di temporale e io stavo senza ombrello. Mi avete da schiaffato là con dito fino a 22 ore che schiarino dietro. Ma quando vi è successa questa avventura? Avanti ieri. Ma l'altro giorno non ha piovuto però. 5 o 6 giorni fa, facete che l'ho temporale. Perché la capo se ne va? Non si pensa che è successo l'altro giorno? L'ho fatto di 7-8 giorni fa. Ma si sta mantenendo in coppa non tagliare i curtielli. Sentite, il ragazzo della settimana scorsa mi facette mettere paura. E credeva proprio che s'avverava la predizione di chi lo grande astrologo. E l'ho fatto nella stella con la coda. Perché la tempesta era così terribile che mi tremava la casa sotto i piedi. Aveva paura che ce ne venivano di casuni tutti quanti. No, questo poi non poteva succedere, perché il tempo stabilito da quel famoso astrologo non era venuto ancora. Anzi, al contrario, lunedì scorso era proprio la giornata stabilita nel libretto stampato, in cui si dice che la cometa doveva urtare con la terra e ce ne venivano a far frie tutti quanti. Questo è uno sbaglio che avete preso. L'urto della cometa con la terra può accadere verso la fine di ottobre. Non stiamo a lui. Mi dite che ci mancheranno 3 mesi. Ma se io l'ho letto sui libretti e sui giornali. È uno sbaglio, mi replico. A me l'ha detto l'astrologo stesso, il grande amico mio. Amico vostro. Ma sicuro. Ieri sera siamo stati pure uniti. Anzi, abbiamo emozionato pure insieme. Ora la Maria. Per osservare meglio le stelle. Ma ora sì che l'avete detta grossa. Com'è possibile che ieri avete mangiato con l'astrologo se sono 2 mesi che lui trovasi a Vienna come annunziato su tutti i giornali? Mia bella e buona. Ma sicuro. Avete ragione. Come si fa a partire per Vienna? Ed è vero che l'annunciarono tutti i giornali. Ma dopo 1 mese e mezzo per affare di famiglia è tornato a Napoli. E siccome è il mio grande amico, viene subito a fare visita. E che la mattina mangiamo pure insieme. Mi dispiace che non mi ha lasciato l'indirizzo. Se no vi portai a Mommo a casa sua per farvi conoscere la verità dei miei detti. Non lo state a sentire. È bugia, chiara e tonna. Felici, tu non te la buchi! Oggi rubiamo l'auto! Questa è una bugia più grossa di te! Ma che mi hai pigliato per un donne? Che mi vuole intendere queste ciucciarie? Buon'ora, lo vecchio si invoca. Cerchiamo di riparare. Eppure va sicuro che quello che ho detto è tutta verità. Non c'è giorno che io non passo un paio d'ore con quel grande uomo. Don Felice, veramente che voi la state dicendo grossa. Ma voi l'astrologo l'avete preso per un ragazzo, per un ridicolo qualunque che passa le giornate ad andare a mangiare con voi fuori la Maria. Ma abbiate pazienza, queste sono corbellerie che non si ingoierebbe nemmeno un bambino. E mi fa specie che vogliate darla a intendere a me, che non sono un asino qualunque, e a Don Bartolomeo, che è una persona di buon senso. Ma scusate, queste sono cose che proprio non stanno, credete a me. Lui. Ma che mi fate sta sparata, se è lecito? Dalla casa mia e vai di sta sorte di sparare. E vi andate creando ed educazione. Dopo che mi avete fatto mangiare convinto. Ma me ne avete piato troppo, mo. Ma vanno a far finire tutti quanti, è felice no.
A me questo insulto. Mi dispiace che ci troviamo dentro la casa vostra e la mia educazione mi impedisce di darvi la lezione che meritate. Ma se avete il coraggio di ripetere quello che avete detto da basso, ve la darò questa lezione. Io ve l'ho detto, cavolo. Te lo dico ora a basso. E a due tu. E poi vediamo se mi dai la lezione. Don Luigi, basta voi. Pare che io sto qua e meritassi un poco di rispetto. Ah ma figlia mia, avevi ragione tu. Facciamo fagotto e diamo un giro. Sì, andiamo a genere. Voi me ne darete strettissimo conto. Mi darò qualunque soddisfazione. E voi pure, caro Don Bartolomeo, che sa? Subito alluccato, subito infugato. Tu sei un bugiardo, tu non fai per figlio. E non è vero il fatto dell'astrologo. Signori, è arrivato un astrologo. Astro! Lascialo fa passare. Si intende? Vincete! Fallo entrare! Se raggi di quella fatta, non ci debbono mai per aspettare! Vince! Non lo vedete! Non mi danno solo buono! Bravo, come siete da malare? Che ne dite ora, signor Socio? Vedo la direzione, bellissima! Avete più di dubitare della veracità dei miei detti? La combinazione non poteva essere più propizia per dimostrare che io non sono più quello di una volta. Mentre ora una bugia, una sola bugia, non esce più dalla mia bocca. Ma io non ci credo. Sono felice! Io ce l'ho con te! Sai che sono in Napoli e non sei venuto a trovarmi! Sì, fammi una. Perdonatevi! I morosi affari me lo hanno impedito! Volete sedere? Accomodatevi! Volete darmi il cappello? No! Posso scoprirmi la testa! E garantire il mio cornicione dai cattivi influssi del Capricorno! No, personalmente no. Non può essere chiesto. Sicuramente c'era un brugno. Zitto, vediamo che dice. Scusa se sono venuto a incomodarti, ma cosa vuoi? Non mi fido di stare un minuto senza vedere. 2 mesi fa, quando partì per Vienna. Facci sapere. E mal soffrendo esserti lontano, feci il mio faccotto e battendo la linea di Arzano, Frignano, ritornai in Napoli per esserti sempre circonvicino. Come? È tornata a Vienna! Se passa per Frignano! Sicuro, è la linea più breve. È col traforo che hanno fatto adesso. Vicino a metà della strada. Questo sì che mi giunge nuovo! Calista, amico tuo, e non era originale! Amore dello cielo! Ma come? Per venire a Vienna se passa per Frignano! Parla per traslato! Avete capito no? Dunque, signor astrologo, pare che la vostra previsione non si sia ancora avverata. Ma si avvererà nel mese di ottobre. Vorrei dimostrarvelo praticamente. Avete voi un mappamondo? No! Signor,
Ora c'è stato giovane dello Sartore che aveva trovato. Ma ce lo fa passare. Ma Ringello che mangio che fa? Non posso dare di dai! Va bene. Aspetta! La terra, come loro signori sanno, è una figura tonda, sferica, semicircolare, come la cuccia di questo turso di Cavoliciù. Io sono un turso di Cavoliciù. Silenzio! Non te Diciamo dunque che questo sia il mappamondo. È un mappamondo un po' indecente, ma qui nel centro regolarmente abbiamo il tropico. Da questa parte passa l'equatore che si incontra nel centro con la zona torrida, la quale si divide a destra e sinistra nel giro del globo. Come dite che mi sta capo mio? Ma resta con il professore! Siccome la stella con la cosa! La cometa caudata! La cometa annariata! Il ritorno che fa la coppa a Topallino da giù da fare! La cometa la fa Marena! Che traslavo! Siccome è stato poco a 14 perché la dato un facciolo Madaniello si incontra con Mappamondo e le dà una puttana. Il Mappamondo si risente, ma per forza è un'appiccicata. Ma siccome la cometa è più forte, le schiaffa la coda in faccia. Lo Mappamondo va per darle un pugno. La cometa se ne va da capo, a bucca, no, distrugge la Ma i buffi di mamma, mamma ha tontato tutta la cavata. Che ne dite, signori? Magnifica dimostrazione! Ma niente, è tutto merito della vostra ignoranza. Traslato! Signori, io vi lascio! Non dice che ci cucite e scappano! Che ne dite? Veramente che è un professore! Io poco una giocatina! Ma si vede subito l'uomo scienziato! Credo che non dubitate più della vita dei miei vecchi. Manco per ombra! Scusami amico mio, ma si tratta della felicità di mia figlia! Perciò sono un poco pettemuso! Non vi voglio far vedere che bello giardino che mi ci coltivato! Perché io mi diletto anche di agricoltura! Piglia la chiave e va a vero con il giro dello giardino! Eccomi qua. L'astrologo che mi ha matondato la capo non mi pare una cosa buona. Ma se appuro come va la faccenda lo voglio acconciare io, lo voglio. Caro Don Luigi, abbiate pazienza. Ma siete troppo incredulo. E certe volte ha bisogno che la capo. Non fosse altro per un principio di cortesia. Cosa ne dite adesso? Vi siete persuasi che l'astrologo è in Napoli? Forse sì e forse no! Ma che no e no! Voi siete troppo tenaci nella vostra idea! L'avete visto e toccato con l'immagine e manco vi persuadite! Ah, capite proprio la capotosta! Sia pure, ognuno è padrone della propria opinione. Ma che opinione un corno! Non me lo faccio vedere, va! Felice, andiamo a vedere lo giardino, sì nostro signore, me ne fai le cape e felice notte! Se si è persuaso no, te l'ho fatto dell'astrologo. A me poco importa. Basta che oggi contate da fuori, che è quello che è necessario.
Caro signore, la vostra opinione, che sia favorevole o no, poco mi passa per la capo. Da parte noi, appoggiato. Andiamo a baciare lo giardino. Hai indito la mano? Hai giudizio. Ma io non ce la dongo per vinta, manco se mi spara. La pura come fermo dalla faccenda. Sapuia, mussa. Voglio sentire che dicono. Cambroglio c'ha da essere. Ma te pare che a sto Turzio de Carcioffa che è stato qua era giusto l'astrologo tanto rinomato che ha predetto lo fatto della commedia? Che sta povera mente non me la mocco, manco per suono. E manco io. Ma intanto che l'ondondolo del papà se l'è moccata. E mentre me credeva che era tutto scumigliato per la grossa bugia che ha detto Don Felicero, mi è venuto sto malore all'astrologo. E l'ha fatto mettere d'accordo un'altra volta. Ma ora hanno voglia di spade. E io Don Felice non me lo sposo. Tu, cuore mio, tu di quello che io voglio bene. E a dispetto loro, ma da essere marito. Si squinzia, doveva far perdere 200 ducati. Aspetta che mo te faccio raffreddare io la passioncella che ti ha dato un capo. Ah, ma queste parole mi dai coraggio. Figurati che se la disgrazia volesse che tu fossi costretto a pigliarti a Don Felice, io mi sparo una pistolettata dinna alla recchia e la faccio finita. No, amore dello cielo, ma che sto non lo dice manco per pazzia. Ma se non mi fai venire una cosa, ma non aver paura, che c'è sta magliatura, la quale si fa riaccidere più presto che sposarsi a un'altra. Ma sai che c'è di nuovo? La faccenda non può innanzi più a così. Mo per mo, voglio abbasciare lo giardino. Dico tutte cose a fate. Faccio un casino terribile. E poi, oh amore, oh per forza, mi date da per marito. No, ma dove vai? Ma come te ne vai subito di capo? Non c'è bisogno che potrei fare tutto questo casino. L'affare si può ancora sviluppare a favore nostro. Lo fatto dell'astrologo è una bucina. E si padre se ne persuade, si m'accavalla. Io tengo un amico mio giornalista che sta in corrispondenza continua proprio con quell'astrologo e sono sicuro che attualmente si trova a Vienna. Io non ci parlo e a unito con isso cerco di scomigliare la faccenda. E si padre un po' non si persuade. E allora farai come vuoi tu, che ne hai ragione. Ma noi intanto dammi un momento di licenza. Quando va che addosso amico mio, ci parlo e a unito con isso, prima di stasera, cerco di aver superato lo punto. Va, e torna presto. Ti ho visto, che te credi? Amate di sto coso. Quando è simpatico. Mi va bene con tutto lo cuore. E intanto va. Lo scemo di papà mi può negregare con quello stupido di Don Felice. Ma che voglia di fa? Ma non ne caccia niente. Ma le altre femmine dicono che la sappiamo pure a far farina. E voglio vedere se mi riesce di fare in gilla. Che sia ditta onore e gloria sua. Lo fa vedere lo saputo. Ma non ne capisce niente. Voglio via, un poco d'aria. C'è pazienza che
stanno a fare sempre. Ma come? Per essere di marito, o vinci con fare perdere l'umanità. Sì, ci avete fatto anche una faccia. Se no, il matrimonio vostro ne va pure. Ma basta che non c'è una buona mazziata. Stavo io qua per difendere. Ci sta essa per mi difendere, se ne Chi cercate? Chi vado a trovare? Una persona che non viene alla casa mia! Com'è stato? Com'è stato? Calmatevi signora. Ma ditemi piuttosto chi cercate. Ma che andate trovando? Questa è la casa di Luigi Sciambocca? Sì, è questa. Meno male che non ho sbagliato! Questa è la casa che non viene alla casa mia! Ma si può sapere di chi si tratta? Avete ragione! Ma che volete? La mia testa non è assì! Lei sapeste, si sapeste! È un anno, appena un anno che sono sposato! E non sono brutta! Più di uno me l'ha detto! E quando ero zitello, tutti i giovanotti andavano pazzi per me! E intanto per un ingrato piango dalla mattina alla sera! Ho perduto l'appetito e non mi riconosco più! Che vi fa vostro marito? Che mi fa? Che mi fa? Mi tradisce! Mentre tiene questa moglie innanzi! Si è passata la moglie un'altra ragazza! Possibile? Perciò sono venuto al fine smascherato per far conoscere la sua innamità! Perché mi è stato detto che in questa casa ci sta quella che egli corteggia! Dove sta? Dove sta? Fatemi il piacere di chiamarla! Le voglio dire con quale soggetto ella si è messa a fare l'amore! E dopo, se non mi dà la soddisfazione che io merito, me lo sono messo in testa, le darò una coltellata al cuore e la farò cadere le mie. Bene, Emilio. E che sei? Ma sarebbe mai possibile? Ma scusate signora, ma vostro marito che figura tiene? È un giovanotto piuttosto snello, un piccolo baffetto e due gambe sottilissime. Come si chiama? Si chiama Giulio. La Canella. Sì signore, la Canella. È isso, non c'è più dubbio. Briccone, fame. E voi come vi chiamate? I miei scagliozzi. Scagliozzi. Ma che conoscete? Forse Giulio? Sì, lo conosco. Che io m'accida e rio con le barivie. Signore, sappiate che io sono quella giovane, io sono quella ragazza che andate trovando, quella che ci fa l'amore. Ma io non ne sapeva niente che era ammogliata. L'infame ha ingannato voi e me. Come voi siete? Sì, signore. Io sono quella giovane, quella stupida, che ha creduto a tutte le dolci parole di quell'assassino. E come l'avete conosciuto? Lo conobbi 6 mesi fa. Che venne a prendere i bagni in Napoli. Ogni giorno passava per sotto alla locanda, dove stavo io e mio padre.
tanto sempre si volermi bene, ma... Briccone, briccone, briccone! Egli fino a pochi momenti fa però stava precisamente dove state voi e stringeva questa mano mi prometteva di essere solo mio. Birbante, assassino! Non mi ti rende più, altrimenti mi viene una convulsione! Calmatevi, non mi prendete collera, io vi darò tutta la soddisfazione. Che bello pensiero che mi è venuto. Sì, di questa maniera non potevo neanche negare. Signora, venite con me, andiamo in quella stanza. Come volete voi? Favorite. E voi non venite? Adesso vengo. Quando io vi chiamo, allora uscirete. Ah, e mo mangia vendica come dico io. Quando viene, annanzi a tutti quanta la già da fasci la moglie. Bricco. Ma con qua coraggio. Ma ha potuto dire che le parole poco prima. Mamma mia, traditore. Assassino. Non mi dispiace solo che i carabinieri. Io sto proprio un po' alle spine. Possibile, tu che mi dici? Signor sì, ho fatto dell'astrologo e non bruglio. Infame, uomo snaturato. Ma è che hai pigliato l'acqua ferrata? Ma lasciatemi stare. Ho scoperto l'ambroglia, per una vera combinazione. Sono venuto dalla cucina a pigliare il chiave allo giardino. Ci ho trovato che l'ombiso dello cuoco che si spogliava dell'abito dell'astrologo. Chi che sarà visto per venuto a buio? Lo cuoco! Quello che mi ha fatto l'intendere che è lo cuoco. Ma Don Felice non è venuto mai cuoco. Il pranzo di stamattina è venuto dalla trattoria della Corona de Ferro. Quello che è stato lì. Signore, io me ne vado così. Per amore dello cielo, voi mi facete perdere un po'! Ah, brugnone, bugiardo! E io che me l'avevo ammoccato! Ma mo che ho già scoperto tutto, non mi persuade più! Figlia, ma piuttosto la tongana morezzaro, capisci? Vieni qua, figlia mia, vieni qua! Hai ragione di stare malvenuto! Perché un matrimonio di Don Felice non è secondo il tuo gusto. Ma mo te partecipo che ha giocagnato idea. Don Felice non te lo sposerai più. Che avete detto? Non ti sposi più a Don Felice. Camera caduto lo ciuccio. Mo non ne cacciate più niente. Mo a Don Felice. Schitta a Don Felice mi voglio sposare. Ma chi l'era un bugiardo, non broglione. Sarà quello che volete voi, mamma ad essere marito. Levate la capa, perché io non voglio. Che testa muino, forse non c'è qualcosa a Pulcinella. Ah ma, vieni qua. Ragioniamo poco senza alterarci. Tu fino a mo, Don Felice non lo vuoi. Oh, con me che te lo vuoi sposare per forza. Oh, Sacciato. Già è inutile che mi sto più zitta. È vero che io a Don Felice non lo voleva perché mi era antipatico, ma più di tutto perché faceva l'amore a nascosto con un bello figliulo. Che sento? E mo ho già scoperto che l'onfame mi ingannava perché lo birbante è zurato. La pensate è riuscita a ciammirlo. E tu, grandissima cavallerta, senza che ne sapessi dire. Non vi pigliate corda.
gente? Chillo giovane, chillo che poco prima stava qua con lui. Chillo che Don Felice mi ha presentato come a uno che voleva combinare un negozio con buie. Ma il negozio che voleva combinare? Ma la varrata fa con me, issa è chi il bugiardo che me l'ha presentato. E voglio fare vedere che sono capace. Bene, mo, non mi pigliate con l'oller. Che lo morriamo, pindare male meglio. Ah, ecco che Carmen. Qua, la sorte mi dava mano. Ma dove va muro di Lucia? Benissimo, siete arrivato proprio a tempo. Volete che combinare un negozio? Me lo voglio da un coppa nuovo Signori miei, ma di che si tratta? Di che si tratta? Ma il caraccio da di Bernardo! Io voglio fare la voce! Ma ci me lo spantacatiello con figlia, ma... Che male c'è? Ma faccio di corno, ma lasse, perché mi voglio vedere lo sangue! Dite, che male c'è? È lo carlo cubierto che ti dite la casa, che ne faccio? Ma quale carlo cubierto devi qui alla casa? Ma lasciatemi, non voglio spisare, ho già spisato! Non mi fatelo semplice, voi siete ingiurato! Questa sì che è bella! Vedite, non me ne vado da capo e che ne vede me! Ma si capisci che io rido? Perché questa è una chicchera che voi l'avete pigliato? Perché io, fino a mo', non mi sono mai sonnato di pigliare mogliera! Non si inzorato! No! Hai pure il coraggio di negarlo! Eh sì, questa è la verità! Mo te servo io! Venite, signore! Ma vendere il mondo! Ma questa signora mo chi è? Dimmi non fai vedere che non la conosce! È mogliere da! Oh cancaro, ma mo è troppo! Signore, ma mo a voi chi vi conosce? Ma chi vi ha visto mai? Gli ha mandato un pizzicone! Ah, tanto un pezzato! Grandissima faccia di ricordo! Ma passata la giornata sana solo con un pane dentro un magazzino e ti viene a tisarte quando? Anzi, sto signorino da figlio! Ti faccio i miei complimenti! Ma tu grugnone per figlio! Ma come sei arrivato? Era venuto a fare sto bello piattino! Una mogliera cercava di sedurre che la povera pagliona di figlie, Ma lasciatemi capire, ma capite diritto? È ingiurato! Sicuro, è questa la mogliera! Signor, parlate voi! Parlate! Ne vorrei andare! Cosa ha fatto la barba? Astrologo, cacuolo! Tu là stai? Visto che è un servitore di un amico mio che sta con un casino un coppo uomo. E che hai fatto? Mi mise in collo un vestito della prima donna giovane. E che già fa? Sono diventato la prima donna! E l'altro vestito che ti viene a mappata, che fine? E sono serviti per fare tutte essere di consumazione. Ma contenta sta nenne che voglio tanto bene. La quale aveva 200 ducati che lo padrone mi ha promesso quando si insurava. Arrivava a tutte le bugie che io smammavo. Ah, tu si sta! Essa che non bella di figurare! Ma spicciati!
Catini, tutti i dilettanti che hanno fatto un teatrino un coppo casino dell'amico mio ti stanno aspettando che si misurare i vestiti e tu stai ancora là a perdere tempo. Faccia pazienza, ci vado più tardi. Ora tengo da fare una rappresentazione più importante, per stare in Signorina Amalia, vi siete persuasa che non sono sposate e che avevate torto a trattarmi in quella maniera? Scusami, mangiate colpa a sto bruglione che mi era venuto a chiedere la casa. Ma ora mi ridonate la vostra affezione. Ah, ti voglio più bene prima. E ti giuro che si ha ragione tu, io, ora nessuno. Anzi, e tu li siete? Ma che t'aggia da fare? Chiste, se sono molto ingolfato. E sarebbe necessario farle sposare e levare la capo dalla terra una volta per sempre. Papà, Minamo, contentatemi, facete a me da sposare. Per me, io non sono alieno. Basta che Bartolomeo si accontenta di quello poco che ti possa assegnare. Se è così, pigliatela pure voi. L'interesse non è stata mai la mia corda sensibile. È in quest'unica figlia. E per farla contenta non fa niente che non ce ne fanno qualcosa dalla sacra. Sposatevi e che lo cielo vi possa benedicere. Fatto, non felice, manco sposo. E perché si infelice? Perché da volta che lo padrone mio non si sposa e non nascono i 200 ducati e senza denaro non mi posso pigliare un policinella che voglio tanto bene. Di che sta si tratta? Ma aggiustate la faccetta. Papà, ma avete contentata? Facendomi sposare Giulio. Facetemela dato piacere. Dateli 200 ducati a sicuro, poveretti. Ah, così, pare che sono contenti loro pure. 200! No. Avete trovate a visiti? Ma calate la capo pure per chiesto. Ha già calata la capo, l'ha già calata. Scusate, e vedo anch'io i 200 ducati. 200 ducati, marito e moglie! E io che fai? Dov'è tu? Lascia abbascio lo giardino, non si venuto giù. Io non avendo che fare, ho raccolto una quantità di fiori. Mi ho fatto un mazzo e lo regalo alla mia cara sposella. La quale li accetta, ma non come sposa, come amica. Amica? Sì, amica, è contenta, perché a quest'ora non ci ha visto avuto nemmeno da trovare a Cangò. Bugiardo! Bugiardo? Sì, bugiardo, non una volta, ma 1000 volte! Canusci, chi sto qua, chi è? Un cuoco? Non mi fate che una strona! Io sono stato scoperto! Come? E tu? Io per preparare bugie osta, giunto un cuoco delle bugie! Io ho cavarria da fare, da varria romperlo ma a monte tu! Tutto questo per non perdere i 200 ducati che mo ha già avuto da Don Bartolomeo. Come? Sì, io non ce l'ho promesso e ce li do. E Amalia? Amalia sposa Don Giulio. Chi è Don Giulio? Io per servirvi. Voi? Ma voi la chiamate Don Luigi? Luigi, è stata un'attenzione che ho fatto per trasiti in sta casa. E sono cangiato il nome e lo cognome. Ah, domando perdono. Avete detto una bugia pure voi. Pure voi, bugiardo. E io ne ho detta una ed è stato per amore. Voi ne avete dette 100 senza motivo. In ogni modo, come la odo e come la giro, sempre in corto. Non fa niente. Hanno tante femmine che la faccia della terra. Se ne sposa ragione un'altra. Sì, lo confesso.
Vedo che ha detto, stai tutte quante bugie. Non l'ho già fatta apposta! Mi scappavano non volendo! No. Ma levate sto vizio, senta a me! Ma non decide più bugie! Non te ne fa scappare più! Sì, padrone, ma poi Sì, lo confesso. Non dirò più bugie. Ve lo prometto. Ve lo giuro. Va bene? Ma posso dire che siete tutti quanti contenti. Ma state, mo che ne proprio una più grossa! Ma intanto saremo tutti quanti contenti. Se sto pubblico che ci ha combattuto sempre ci incoraggiasse pure poco un applauso. Grazie. Penso che vi è piaciuta, è stata una bella serata, divertente, e prima di andare via vogliamo ringraziare questi ragazzi. Io ve li presento uno per uno e voi fateci un bel applauso di incoraggiamento. Bene? Allora cominciamo da Don Bartolomeo Migliaccio, Giuseppe Santoli. Signori, un grande ritorno. Giuseppe ha scritto la storia del teatro per lunghi anni e questa sera è stato perfettissimo. Un applauso. Andiamo pure avanti con Amalia, che è stata interpretata da Lucia Di Leo. Dolce, sensibile, vieni Lucia, vieni, fatti avanti. Sensibile, dolce, graziosa. Il suo debutto è stato un successo. È la prima volta che sta con noi, ma è stata perfetta. Grazie Lucia. E passiamo a Don Felice Ciosciamocca, il nostro Felice Santoli. Brillantissimo, espressivo, qualitativo, vero personaggio scarpettiano. Bravo Felice. Veniamo a Giulio Davide Siguranza, vieni Davide. Distinto, fine, umoristico, sa trasferire le sue belle qualità anche sulla scena. Bravo Davide. E veniamo ad Asdrubale, Antonio Villani. La sicurezza artistica, la consumata esperienza teatrale, vero punto di riferimento per tutti, è già pronto per raccogliere la regia dalle mie mani. Grazie a voi. E andiamo a Don Anselmo, Benedetto Di Vito. Personaggio amabilissimo, preparato, simpaticissimo nella recitazione, è uno che fa da collante con tutti quanti i ragazzi. Bravissimo Benedetto. E andiamo a Luciella, Ilenia del Piscolo, bella, intuitiva, superba nella recitazione, nonostante l'abbassamento di voce, è vero, è riuscita a fare anche uno sforzo, è vero, per alzare la sua voce, per renderla, diciamo così, più ascoltabile questa nostra bella commedia. Grazie Ilenia.
Pulcinella, Mario Santoni. Oh ragazzi, lo chiamano il professore, tutti quanti ragazzi. E lui è professore anche nella recitazione, bravissimo! Adesso andiamo nella suggeritrice, Michela Anfossi, prego, vada a uscire dal suo covo. Vieni Michela, vieni. Michela, vieni. Silenziosa, operativa e costruttiva, preziosa per il nostro lavoro, come l'oro fino. Inoltre possiede stile e avvenenza. Questa è la nostra Michela. Passiamo al tecnico delle luci e del suono, Vincenzo Fasano. Vieni Enzo. Professionale, vieni Enzo. Simpatico, allegro, amato e stimato dal cast. Ha lavorato benissimo. Senza di lui questo teatro non era possibile. Grazie. Vediamo lo scenografo Anthony Scarcella. Il maestro, la bellezza della creatività artistica nel suo pensiero e nelle sue mani. Amabilità e disponibilità sono le sue doti umane. Grazie Anthony, sei stato magnifico. Andiamo alla truccatrice e costumista Adriana Imbriale. Vieni Adriana. Anche Adriana è silenziosa e riservata, ma operosa come un'ape. Amabile e dolce la sua espressione. Grazie. E dobbiamo dare un grande saluto e un ringraziamento alla coreografa, alla nostra Teresa Cipriano e alle sue bambine. Con la sua classe e professionalità ha saputo introdurci nel mondo della napoletanità. Bravissime e preparate le sue piccole danzatrici. Signori, penso che sia tutto. Se vi è piaciuta sono contentissimo, tuttavia sarei qua anche l'anno prossimo se vi è piaciuta. Se vi è piaciuta fate ancora un altro applauso. Allora, io sono delegato da parte del cast degli attori. Allora, sono doverosi ringraziamenti a tutti, naturalmente a voi per essere stati così numerosi, così affettuosi. Poi il ringraziamento che il cast fa chiaramente sono quelli istituzionali che facciamo all'amministrazione, che facciamo a Don Alfonso per aver dato la disponibilità al presidente dell'associazione culturale degli Archi, ma credo che il ringraziamento più importante sia da tributare al nostro Mario Villano. Se il teatro si continua a fare a Rocca è grazie soprattutto al suo impegno e alla sua passione. Mario inizia un anno prima a studiare il testo, a guardare le ambientazioni, e poi come un ragno che tesse la sua tela sceglie tutti gli attori e poi ripropone questa rappresentazione che ormai è un classico, devo dire con pochissimi mezzi finanziari, ma appunto con grande passione, e per lui veramente un grande ringraziamento.
consentitemi di ringraziare quindi tutti gli attori, ma prima degli attori a chi ha dato possibilità di farlo, il teatro, quindi abbiamo detto a Vincenzo, a Anthony, a Adriana e quindi a tutti quelli che hanno collaborato. Però il mio ringraziamento e abbraccio affettuoso va agli attori, a Peppino che c'è stato dopo 20 anni, che sarà ancora con noi, Lucia che ci è voluta essere per la prima volta ed è stata veramente molto brava. Poi abbiamo a seguire Tonino che ormai è una sicurezza e che è sempre quindi presente sistematicamente, Mario che ormai lo conosciamo benissimo. Abbiamo poi per continuare Felice, ormai è una sicurezza anche lui, e per finire Amalia, quindi Ilenia che è bravissima. E Davide, tra l'altro che era impegnatissimo per la laurea, è stato presente nonostante i numerosi impegni, quindi veramente grazie. Concludo con una piccola considerazione, quindi che questi ragazzi hanno fatto secondo me proprio un principio, che è quello che un grande presidente di cui oggi in questi mesi ricorre proprio 50° dalla morte, era il presidente americano JFK. Lui diceva: non chiedete, non chiedete cosa fa il paese per voi, ma cosa siete disposti a fare voi per il paese. E questi ragazzi hanno fatto di questo sospiro mai fatto iettare, arde stu coro come una cannella, bella quando tu sei